Possiamo cominciare? Bene, buonasera a tutti e tutte, benvenuti e benvenute a questo appuntamento di Entula. È il secondo a Cagliari da quando abbiamo ripreso finalmente a incontrarci in presenza. Abbiamo dovuto aspettare quindi fino a maggio anche per poter presentare il libro di Roberto De Logu, Blackout, che è uscito a gennaio, quindi abbiamo pazientato, ma era importante per noi incontrarci dal vivo, distanziati, mascherati, in sicurezza, però in presenza. Voglio ringraziare subito l'Aquila Club che ci ospita, sono stati veramente accoglienti nel fare questa apertura straordinaria per noi, visto che non hanno ancora ripreso la stagione. Poi ringrazio la libreria Ubic che è laggiù con i libri di Roberto. Ringrazio la Regione Sardegna e precisamente l'assessorato alla cultura e la Fondazione di Sardegna. E poi Paolo Maccioni, che è un vecchio amico, ormai siamo tutti anzianotti qua, un vecchio amico che mi fa molto piacere rivedere in questa occasione e che dialogherà con Roberto. Quindi vi lascio a loro. Vi abbiamo consegnato dei questionari perché ci interessa sapere la vostra opinione anche su questo evento, quindi se li compilate ci fate un grande favore. Se volete essere informati sui prossimi appuntamenti di Liberos, lasciate anche la vostra email. Nel frattempo annuncio già che la settimana prossima, il 3, giovedì 3 e venerdì 4, abbiamo 2 appuntamenti al Fico d'India, giovedì con Ciro Oriemma e venerdì con Carla Fiorentino e il suo libro che uscirà proprio il giorno prima. Con i libri c'è anche una locandina con tutti i dettagli dei prossimi appuntamenti. Vi ringrazio nuovamente e buonasera. Grazie Francesca. Chi inizia? È giusto che inizi il presentatore o... Ci siamo preparati, ma una telefonata, niente di più. Abbiamo detto dobbiamo fare una scaletta, ma che scaletta? Niente scalette, facciamo un incontro colloquiale, piacevole, la metà sono amici, la gran parte dei presenti, mi ha detto Roberto, hanno letto il libro, per cui vabbè, gli altri invece lo devono acquistare al banchetto, come ha ricordato Francesca. Chi l'ha letto poi ne riacquista un'altra copia da regalare a qualche amico o familiare. Roberto lo conosco, da quanto ci conosciamo? Da sempre, da quando ero bambini. Però la dedica te l'ho scritto apposta. Al caro amico Paolo, ai 1000 ricordi della Camera dei Giochi. Quindi... Paolo era compagno di classe di mia sorella, in quarta ginnasio. In realtà con tua sorella abbiamo fatto elementari, medie e quarta ginnasio. Sì, vabbè, sì. Insomma, quindi frequentavi casa da quando eravamo bambini. Io ho 6 anni e tu 3. È il tuo quarto titolo questo. Ricordo che avevo già presentato Roberto, praticamente il battesimo della tua prima presentazione in pubblico in Piazza Repubblica, ricordo le fontane, il Palazzo di Giustizia alle nostre spalle, La sincerità è un'inutile cattiveria, era uscito per Madricche. Blackout, per chi non l'avesse letto, ma anche per chi l'ha letto, sul retro, sul dorso si legge: in sintesi, ho ucciso mia moglie. Quando prendi in mano questo libro capisci, è impossibile, uno spoiler del genere non si è mai visto, non è uno spoiler. Infatti la prima riga, escluse le epigrafi, dice: in sintesi ho ucciso mia moglie. Quindi si va a ritroso, come nel citato Tenente Colombo, nelle puntate c'è il diritto all'inizio e poi si ripercorre tutto il resto, ed è un romanzo a parte che spedito, scritto in modo veramente brillante, con grande personalità, ne parleremo dopo, di piglio psicologico, c'è un'introspezione psicologica veramente ben fatta. Infatti una delle domande che ho fatto al telefono a Roberto è: ma qui ovviamente tu ti sei avvalso di qualche consulenza di amici o persone con cui entri in contatto per professione, che redigono profili psichiatrici e fanno perizie, psicologi, psichiatri, psico qualcosa. Lui, a parte qualche virgolettato di cui ci parlerà, è farina del
un sacco, quindi il tuo mestiere, a furia di frequentarli, sei diventato anche tu un po' psicologo o psichiatra. Dici un po', ecco. Ecco, sì, l'idea della parte psichiatrica nasce dal fatto che ho ritrovato in un armadio del mio studio dei falloni che aveva conservato mio padre dei processi più gravi che aveva seguito. Tra questi processi c'era anche, più che altro erano sentenze, per questi fascicoli c'era una perizia scritta in maniera stupenda da Nereide Rudas, che è sostanzialmente la madre della psichiatria forense sarda, che trattava un caso completamente diverso da quello che ho trattato io. Trattava il caso di un padre che a un certo punto, senza nessun motivo, uccide il figlio a pietrate in casa. E Nereide Rudas ricostruisce la storia di quest'uomo e lo ricostruisce a un certo punto dando una spiegazione di questo altro blackout del quale era stato vittima questa persona che l'aveva indotto appunto a commettere questo terribile omicidio. E questo era stato in sostanza il primo punto dal quale ero partito per immaginare la storia dal punto di vista psichiatrico. Poi, peraltro, facendo l'avvocato penalista e soprattutto occupandomi molte volte di diritto penale carcerario, dove spesso i reati sono causati da tossicodipendenze di vario tipo, ormai è appurato che l'utilizzo di cocaina soprattutto porta a dei problemi di natura psichiatrica. E allora capita spessissimo che nel difendere i miei assistiti si vada incontro a delle perizia psichiatriche per valutare se la persona che ha commesso il reato fosse o meno quantomeno totalmente o parzialmente capace di intendere e di volere. E allora appunto quando ho ricostruito la storia psichiatrica di questo personaggio che uccide la moglie, ho un po', per quanto riguarda la sintomatologia, ho fatto riferimento alla perizia della quale ho parlato prima, ma poi anche dell'esperienza che mi è capitata in tutti questi anni, e poi alla fine dei conti l'ho fatta anche leggere da Irene Magia, che è una psichiatra che lavora spesso in tribunale, alla quale appunto ho chiesto di darmi un parere professionale, perché il rischio di scrivere fesserie in materia non propria è sempre alto. E quindi insomma c'è stato anche l'avallo finale di Irene, quindi mi pare che non ci siano strafalcioni da questo punto di vista. Sì, di sicuro avranno corretto, rivisto, ma quello che emerge è la tua capacità di esplorare la psiche principalmente del protagonista, il modo di ricostruire senza mai cadere nelle banalizzazioni che sono in agguato quando si ricostruiscono questi profili, soprattutto di personaggi, in questo caso un killer, uno che è un assassino, ha ucciso la moglie. A questo proposito rimandi quella sorta di eredità segrete che accomunano i libri, spesso è il lettore, anzi quasi sempre, che se le rintraccia o le inventa. In questo caso però è anche citato Delitto e Castigo di Fedor Dostoevskij, ma poi a me ha fatto venire in mente anche Carrère, l'avversario, proprio perché percorre, nel tuo stesso modo ripercorre il profilo, la vita del suo personaggio. Nel suo caso è una vicenda vera, una sorta di dossier quasi, anche come è scritto, ex post, cioè prima i fatti e poi ripercorriamo e conosciamo questo personaggio. Qui non proprio però dal diritto e avanti l'evoluzione. C'è qualcos'altro, qualche libro che ti ha influenzato, qualche autore che vuoi aggiungere? No, mi ha influenzato molto un film che nessuno conosce, un film che vidi quando ero adolescente, ed è un film francese il cui titolo italiano è Siamo tutti degli assassini. È un vecchissimo film in bianco e nero che trattava, era ambientato ovviamente in Francia, in un carcere minorile, e faceva il profilo
di tanti piccoli assassini, perché erano ragazzi molto giovani, e poi ciascuno di loro faceva la loro storia e spiegava in qualche maniera come erano arrivati a commettere un delitto così grave. E alla fine di ciascuna storia si aspettava la telefonata nella quale chi di dovere poteva o meno concedergli la grazia. E ponevano quindi anche la domanda a chi guardava il film se questa grazia sarebbero meritata o meno. No, mi hanno detto che la freddezza con la quale racconta il mio protagonista racconta la sua storia ricorda un pochettino Lo straniero di Camus, però in realtà questo me ne sono reso conto dopo che me l'hanno detto. Nel momento in cui lo scrivevo, anche perché questi paragoni chiaramente non me li posso permettere. È vero, è una cosa che gli autori dicono, non me lo posso permettere, però d'altronde da chi ci dobbiamo fare ispirare se non dai grandi, ovviamente. Prima abbiamo detto brillantemente scritto, a me sono piaciute moltissimo, soprattutto le parti, i passi in cui Roberto descrive, tratteggia con pennellate, con grande personalità, personaggi o luoghi, ambienti. Ad esempio nella colonia penale, questo possiamo leggerlo, non si può, sì. La stanza del direttore costituisce un'inaspettata oasi di borghesia immersa nel paesaggio selvatico e campagnolo della colonia. Si trova all'ultimo dei 3 piani di uno stabile edificato in economia, ricoperto da mattoncini rossi imitati dall'edilizia suburbana londinese e circondato da alti eucalipti che lo riparano dall'impetuoso maestrale invernale e dal torrido sole estivo. Varcare la soglia della stanza ricorda le scene di quei film fantastici in cui a un certo punto i protagonisti entrano nell'armadio della camera da letto e finiscono inspiegabilmente in un altro mondo. L'ambiente è cupo e pervaso da un profumo di deodorante ascellare da discount. Una tendera alcantara bordeaux impedisce alla luce del giorno di filtrare nella camera. Un vecchio e sfilacciato tappeto persiano copre un pavimento piastrellato in modo modesto e alcuni quadri raffiguranti scene di caccia impegnano le pareti imbiancate in modo dilettantistico da qualche detenuto di passaggio. Una piccola abajur a campana proietta una luce fioca sulla scrivania. Alle spalle della poltrona di pelle la bandiera italiana riposa serenamente sotto lo sguardo paterno del Presidente della Repubblica. Dicevo, personalità, non la scelta dei verbi, la scena di caccia che impegnano le pareti. Non lo so, c'è un'esattezza, una visibilità, anzi, calviniana, una delle mie passioni, le lezioni americane di Italo Calvino, molti di voi conosceranno, e qui c'è proprio quella esattezza, il modo di descrivere un posto attraverso dettagli, perché non è che ci fa una vivisezione dell'ambiente, però coglie il tappeto persiano sfilacciato, odori, il deodorante ascellare da discount, evocazioni, mattoncini rossi della periferia suburbana londinese, quindi anche il colore è scritto, non è che il rosso mattone, no, quel rosso della periferia, cioè, ecco perché la personalità, la tendera alcantara, bordeaux, per scomodare altri esempi, abbiamo detto Italo Calvino, non so, è il correlativo oggettivo di Thomas Eliot, cioè anziché dire un ambiente modesto, polveroso, un po' dimenticato dal tempo, lo racconti attraverso le cose che lo caratterizzano. E di questi passi il libro è ricchissimo, anche nelle descrizioni dei personaggi. Dopo magari ne leggiamo un altro, così intervalliamo con tempi radiofonici, letture con nostre chiacchiere. Tocca a te adesso. Non so di qualcosa. No, un altro scrittore per me in Sardegna che secondo me ha questa precisione nelle parole,
tu lo leggi e sembra che abbia scritto una frase semplice, ma in realtà poi l'analizzi e non c'è una parola storta, perché ogni parola è al suo punto giusto, è Sergio Azzeni. Anche perché Sergio Azzeni dà l'impressione di leggerezza nel momento in cui lo leggi, però se lo guardi con attenzione dà l'idea di una profondità, di un impegno maniacale. Sicuramente ogni frase è il frutto di miliardi di ripensamenti. Ecco, nel mio piccolo anche io cerco di scrivere poco, sono tutti libri brevi, però ogni frase va massacro sino all'ultimo con mille dubbi, diciamo, alla fine dei conti quando il libro lo mando per essere pubblicato mi viene sempre da pensare che meglio di così non potevo fare. Poi chiaramente c'è chi scrive meglio e chi scrive peggio, però quello è il massimo. Sì, ma il romanzo breve, il passo del romanzo breve secondo me è appropriato, cioè, il tuo, è il tuo ritmo, insomma, secondo me tu ci trovi benissimo, perché ti accompagna e si conclude, la velocità giusta, insomma, la misura soprattutto. Io leggerei un altro passo, non mi viene in mente niente di meglio, quindi. I profumi della macchia mediterranea non si amalgamano tra loro. Ce n'è sempre uno che vince coprendo gli altri. Spesso è il rosmarino, a volte il mirto o l'elicriso. Le piante di lavanda che crescono selvatiche, incuneandosi tra i cespugli della colonia, mi ricordano il profumo di mia madre, quello che rubavo nelle lenzuola quando andavo a intanarmi in fondo alle coperte del suo lettone, dopo che si era alzata per preparare la colazione. Mi ricordo bene anche il suo abbraccio, i miei zigomi incastonati nell'incavo della sua clavicola e quel calore capace di rasserenarmi più di 1000 parole e di intorpidirmi in un battipaleno quando arrivava la notte. La sua immagine, invece, si è sbiadita nella mente, come una vecchia fotografia in bianco e nero abbandonata sulla mensola di una credenza e mai incorniciata. Anche questo tratto delicato parti dai profumi della macchia mediterranea della colonia penale di Isarenas, così si chiama, se non ricordo. Sì, per arrivare poi attraverso la lavanda al tratto tenero che racconta l'abbraccio materno, insomma. La cosa che ho voluto fare con questo romanzo è questa. Io, come vi ho detto, faccio l'avvocato penalista. È una domanda che non sopporto, che fanno anche molti miei amici, è come fai a difendere questo o a difendere quello. Soprattutto quando si tratta di reati particolarmente odiosi. Allora ho cercato innanzitutto di individuare come sentimento principale di questo libro, di ricreare quella, io l'ho chiamata la vergognosa empatia, cioè quel sentimento che noi avvocati proviamo quando ci capita di difendere una persona particolarmente odiosa, che ha commesso, non una persona odiosa, una persona che ha commesso un reato particolarmente odioso. Noi leggiamo il fascicolo e vediamo che questa ha combinato la peggior cosa. E allora nel momento in cui ci approcciamo con lui, ci viene quasi da costruire una barriera per evitare di entrare in confidenza con questa persona. Però giorno dopo giorno, incontrandolo, vedendolo come casomai abbraccia il figlio, oppure come si commuove quando viene la madre, si crea piano piano una piccola empatia che nasce dal fatto di riconoscere quel nucleo di umanità che ci accomuna tutti. E di questa cosa qui noi un pochettino abbiamo paura, perché comunque poi ritorniamo nel fascicolo e rivediamo quello che questa persona ha commesso in quel caso, oppure che aveva commesso in passato. E allora proviamo a riprendere le distanze. Ecco, la cosa che ho voluto fare in questo libro era immaginarmi il peggiore dei reati. Quale può essere il peggiore dei reati? Ho pensato, tra i peggiori potrebbe essere quello appunto di uno xoricidio, uno che ammazza, uccide la donna amata per un motivo irrisorio. Quello nel caso nostro è perché gli ha dato fastidio il rumore che faceva la moglie quando compattava le bottiglie di plastica. Questo è l'elemento scatenante che induce questa persona a commettere l'omicidio.
E il tentativo mio è quello di portare il lettore a provare la stessa vergognosa empatia che provo io, perché piano piano incomincio a tratteggiare il personaggio principale, riportandolo a quando era bambino, a mettere in evidenza i traumi che ha subito, tutte quelle elementi familiari, sociali che a un certo punto hanno fatto sì che scattasse questo interruttore che lo abbia indotto a commettere questo omicidio. Un secondo sentimento che voglio far provare al lettore, sempre che nasce dalla mia esperienza professionale, è quel senso di frustrazione che rimane a noi avvocati, ma credo che riguardi anche i pubblici ministeri e i giudici, quando finisce un processo indiziario e alla fine del processo, al di là del fatto della colpevolezza o della non colpevolezza, rimane il dubbio di capire se la persona che tu hai difeso era una persona per bene oppure era un disgraziato. Ed è un dubbio che ti rimane tutta la vita, passano gli anni e tu continui a pensarci. Perché? Perché anche in questo romanzo il protagonista ottiene dalla corte d'assise la parziale capacità di intendere e di volere, perché la corte ritiene alla fine delle perizie psichiatriche che questa persona probabilmente nel momento in cui ha commesso il reato si trova in uno stato di blackout, appunto, questo è il titolo, e tant'è vero lui non ricorda, dice di non ricordare di averlo commesso. Poi però nello scontro finale con il direttore del carcere, il direttore del carcere lo mette alle strette, allora alla fine del libro non c'è una soluzione del problema. Alla fine il lettore non capirà se questa persona ha ucciso la moglie perché davvero si trovava in uno stato di blackout oppure l'abbia fatto volontariamente. Ecco, questi sono i due sentimenti che mi hanno in qualche maniera indirizzato nella descrizione del libro. Bellissima la spiegazione, anche il fatto che la tua professione ti metta a contatto e ti faccia essere così profondo in certe riflessioni, in contatto con certi personaggi. C'è anche l'ambiente carcerario che tu avrai varcato sia a buon cammino per lavoro che le colonie penali, molto ben descritto. Ma l'ultima cosa che hai detto, quella dove c'è questa sospensione, il lettore non capisce, così come voi nel vostro lavoro spesso non rimane irrisolto, è la cosa che dà anche, una delle cose che dà spessore a questo romanzo, perché alla fine è bello, è gratificante rimanere con dei quesiti irrisolti dal lettore, anziché delle soluzioni, che sarebbe un po' da fumetto. Secondo me è una cosa più profonda. Non mi ricordo chi l'ha detto, però è una cosa secondo me intelligentissima. Dice un libro piace perché possa piacere un libro, il 50% lo deve fare chi lo scrive, il 50% lo deve mettere chi lo legge. Proprio perché il fatto di scrivere un libro che spiega troppo molte volte non è utile, è meglio lasciare un po' di protagonismo anche a chi legge. Anche perché poi succede quella specie di, chiamiamola magia, il libro una volta che lo consegni all'editore e che è stampato smette di essere tua proprietà, cioè è tuo, sei tu che l'hai scritto, ma poi il lettore ci mette del suo, legge e lo personalizza. La lettura è un'attività attiva, non passiva, quindi tesse trame che magari tu non avevi visto, lo fa proprio, ed è la bellezza di consegnarlo, dello scrivere. Sì, è il momento più bello forse. Ma poi a un certo punto della storia il protagonista frequenta le varie carceri sarde. Prima si trova a Buoncammino, poi va a Bada Carros, e la seconda metà del libro è ambientato in un posto fantastico che è appunto la colonia penale di Isarenas. E come io descrivo un po' tutti i compagni di carcere del protagonista, i compagni di cella, molti sono stranieri.
Per questi personaggi, vedo qui davanti Nino Nonni, stavo pensando che avrebbe potuto scriverlo lui. C'è un personaggio particolarmente simpatico che esiste veramente. Io ho chiamato Elia, ma ovviamente è un nome di fantasia. Ed era un mio cliente. Io avevo uno scooter vecchissimo, ma proprio aveva 20 anni, e lo tenevo perché ero convinto che nessuno me lo rubasse, tanto è vero che lo lasciavo sempre fuori casa senza legarlo. E fatto sta che un giorno mi sparisce lo scooter, anche perché mi ero dimenticato la chiave nel motorino. Allora penso, vabbè, passano i giorni, poi mi sono ricordato che girava nel quartiere un mio cliente, che è uno dei più famosi ladri di scooter di Cagliari. Pensate che una volta era entrato nella caserma dei carabinieri e aveva fregato la moto al comandante dei carabinieri. Non contento, siccome il comandante ne aveva 2 di moto, è rientrato e ha fregato anche la seconda moto. Chiaramente la notizia è arrivata a buon cammino prima del cellulare che lo portava in carcere, come è stato a buon cammino c'è stata un'ovazione generale per rendere omaggio a questo. Fatto sta che lo chiamo perché l'avevo visto che girava nel quartiere e ho detto, ascolta, ma mi hanno rubato lo scooter, non è che mi aiuti a cercarlo perché... E dove abiti? Abito anche del Tullio, abito da Gallura. Ma era quello con la chiave... te l'ho rubato io. No, come me? Allora, no, cavolo, che non mi spiace. E vabbè, non riesci a ridarmelo. Insomma, ci provo, dai. Fatto che mi dà appuntamento a Sant'Elia in Piazza del Muro, in un posto fantastico, una specie di giardinetto dove c'era un chioschetto pieno di pitbull. Allora, questo è mio fratello, accompagnami, non si sa come gira la serata, almeno se ci devono menare ci mirano in due. Potete che andiamo a Sant'Elia, ci sediamo in questo posto, tutti gentilissimi, ci portano da bere, però il tempo passava e lo scooter non si vede. In sostanza lui stava facendo il giro non so di dove, nel frattempo aveva smontato tutti i pezzi quindi per venderli, quindi stava cercando di ricostruire. E alla fine dei conti però tutto smontato, chiaramente c'era il parabrezza nuovo, è sparito, tutti i pezzi belli erano spariti, però lo scooter me lo restituisce. La prima cosa che ho fatto sono andato dal mio meccanico a controllare che il motore fosse il mio, perché ci manca solo che adesso mi incrimino per ricettazione e siamo tranquilli. E questo Elia, il nome di fantasia, l'hai riciclato, è uno che premette l'allocuzione la verità, come fanno in tanti davanti ad ogni frase. Oggi tra l'altro me l'ha detto la mia assicuratrice al telefono, doveva mandarmi un documento che io dovevo trasmettere con urgenza. La verità, dottore, me ne sono dimenticato. Questo è Elia, non lo usa solo Elia. Però Elia ha degli strafalcioni che mettono allegria e quelli pirotecnici sono entrati stabilmente nello slang della colonia. È inutile piangere sul latte macchiato. Meglio dormire fra 2 ganasce. Diamo un colpo alla botte e uno alla moglie ubriaca. Questo mi ricorda. Uno che lo faceva ancora più composta, che diceva un colpo al cerchio, uno alla botte piena e uno alla moglie ubriaca. 3 colpi. Così come questo episodio mi ha fatto ricordare un muratore che stava facendo dei lavori in studio e non aveva rispettato i tempi. Il giorno che doveva concludere c'era ancora maceria. Mi vede preoccupato, per tranquillizzarmi: dottore, non si preoccupi, domani mattina vengono i ragazzi e si viene cantare tutto questo ambarancicicococca. La fusione delle frasi fatte è fantastica. Quindi, ma anche altri personaggi, perché poi c'è l'intellettuale, quello che aderisce ad ogni credo, approfondendolo, legge, un grande lettore. Insomma, c'è un bellissimo assortimento di personaggi. Quando ti trattieni a descrivere l'ambiente della colonia penale di Isarenas, ci sono dei quadretti di personaggi che poi non sono incidentali perché sono importanti nella trama, che sono fantastici, non solo
così umoristici come Elia, ma anche di altra natura, sono tutti riusciti, secondo me. Sì, sono riusciti perché sono veri. Chiaramente io ho cercato di... perché ho sempre la paura che uno di questi libri finisca nelle mani di uno di loro e sono fregato, e allora insomma, proprio fisicamente sono completamente diversi. Tra l'altro c'è un assassino seriale, c'è un testimone falso che fa il testimone di professione per sviare le indagini a favore di chi lo paga appositamente per questo. Poi c'è un imbroglione, anche questo in realtà questo era un cliente di mio padre. Questo diceva una cosa saggissima, diceva nell'animo di ciascun truffato alberga un truffatore. Lui diceva a me esce male imbrogliare persone per bene. Ora mi metto più vicino. Sì. Sta soffrendo di enfisema il tuo microfono. Ti passo il mio. Tanto forse se lo tengo più vicino funziona. Insomma, diceva questo, che è difficile imbrogliare chi guadagna la pognata ogni santo giorno, il miniero zappando la terra, perché ha paura di rischiare. Prima di darti fiducia ci pensa 100 volte, mentre invece è molto facile imbrogliare chi vuole fare dei facili guadagni, di chi addirittura pensa di imbrogliare te. E appunto diceva, e quindi io imbroglio proprio questi che vogliono fare senza lavorare, e quindi si tuffano a pesce in queste situazioni e io puntualmente li imbroglio. Poi per gli altri personaggi chi la sua etica, quindi soddisfatto lui era... Sì, lui non aveva nessuna crisi di coscienza, nessuna remora, perché dice io non imbroglio, io imbroglio chi si merita di essere imbrogliato. E questo c'è. Qualcuno che gli somiglia, insomma, c'è. Sì. No. Vogliamo, se qualcuno che ha letto il libro, che non ha letto, curiosità, domande. Nino? No. È stato indicato un dito che ti puntava, altrimenti non so. Nino, tanto anche se non c'è qualcosa di pronto da dire, gli viene perché parla a braccio, brillante. In genere queste domande vanno formate. Una domanda mi è venuta quando ha esposto il caso di Nerede Rudar, che ha fatto quella, e tu hai detto di un genitore che aveva ucciso il figlio a pietrate, però è giunto in casa e io ho detto ma come, c'erano le pietre in casa per uccidere il figlio? Cioè c'è qualcosa di strano, questo è un giallo vero, e qui Colombo vede una pietra e capisce che è stato pietrato. No, erano dei minerali che teneva sopra il camino. Vedi la spiegazione. Adesso che c'è la spiegazione non ha più il fascino che aveva prima. Ecco la capacità, è il lettore che fa i danni rispetto a quello che tu hai scritto. Quindi Paolo, il lettore è colpevole molte volte. No, però poi... la storia di Elia potresti riscriverla tu. Guarda, io mi avvicino a quello che hai detto tu, e sono in sintonia, in empatia non odiosa con te, perché a me è capitato un giorno, uscendo dal Sydney, apro il portone e mi vedo Angioletto Pani, che a Cagliari era famoso, a Enrico l'aveva avvertito perché lo stava guardando. Perché lo stava guardando? Enrico è un permesso, 1,90 m. Quando era tornato a casa, mi ha raccolto ti ridò la parola, che il padre gli aveva detto hai trovato le scarpe per i tuoi piedi, perché era Barroso, hai visto che c'è gente che ti mena, E io vedo Angioletto Pane che è balordissimo proprio, lo saluto e lui mi fa si può spezzare, no, però non l'ha detto, così. Io ho detto ma che c'è stato? Angioletto non mi ha sconosciuto dopo, perché bisogna sempre parlare in gergo così entri in confidenza. Gira poco un notto, sempre a 10 metri, no? Io ho il cancello ancora semi-aperto. E mia moglie stava facendo le preghiere dentro e gli ho detto, ma puta, no, non ti sei comportato bene. Io con te, magando, tu che hai scritto da me. Io ho detto, ma da poi si trova affetto, magari affetto, ma no.
E mentre se ne stava andando, ha detto, mi sta andando bene. Ma poi si è girato e mi ha detto, non ci lo faccio nulla con tu. No, perché? Lo farei tu, per mio fratello, perché giocavano a pallone insieme e mi ha detto, tutta fare lui è troppo poco, ma lui lo stesso come te visto. E quindi la mia carriera è terminata lì. Per dire, quindi potrà succedere anche a te una cosa del genere, ma ti auguro, perché in effetti quando tu ti esprimi certi personaggi, lo fai. Io il libro non l'ho letto, ma sicuramente lo apprezzerò perché c'è sempre affetto in questo. Cioè, i personaggi non ne nascono ancora, adesso non ne nascono più, ma li creavamo noi. Liberato, Nandino, tutti questi, li abbiamo creati noi. Però noi a quel tempo uscivamo a piedi, ci fermavamo. Adesso vado in macchina anche a comprare le sigarette e non ho tempo di vedere e creare i personaggi. Quindi adesso lasciatemi riposare, ma li riprendo dopo. Ah, poi c'è una cosa, non solo il libro c'è chi lo scrive e chi lo legge, ma c'è anche i pezzi del libro, chi li scrive e chi li legge. Quindi letto da Paolo perde molto. Non si è comportato bene, come disse chi. Ci sono domande? Curiosità. Guarda, C'è Venticello, la gente... Bisogna sempre insistere. Lui poi è disinvolto perché, a parte che ne hai fatto chissà quante di presentazioni già col quarto libro, ma poi fai un lavoro che ti porta a parlare, a esporre. L'aula giudiziaria non è la stessa cosa, ma c'è comunque un editore. No, purtroppo per modo di dire, con questo libro la cosa che mi manca nelle presentazioni è il fatto di non poter scherzare. Infatti, perché? Perché l'argomento è particolarmente pesante, nel senso che si tratta di un suicidio comunque. Ed è un argomento soprattutto in questo periodo particolarmente seguito e si corre sempre il rischio di poter offendere la sensibilità di chi questi drammi l'ha vissuti veramente. Ed è questa cautela, oltre che nel parlarne, c'è molta anche nel momento in cui l'ho scritto, proprio perché ogni parola è stata pesata, è stata valutata, sempre con questa paura, a volte era anche terrore di poter utilizzare degli argomenti, delle frasi, anche solo delle parole che potessero turbare qualcuno. Tant'è vero che mentre lo scrivevo, a un certo punto mi sono anche messo il dubbio se valesse la pena scriverlo, perché, ripeto, l'argomento è particolarmente pesante e c'era questo grave rischio. Poi, pensandoci bene, ho ritenuto che fosse giusto scriverlo, perché se, l'ho già scritto, se è sacrosanto punire chi commette questi reati, punire gravemente chi commette questi reati, è anche giusto, secondo me, anche costruttivo, cercare di analizzare tutti gli aspetti, da quello sociale a quello, come in questo caso, psicologico, psichiatrico, che possano portare alla commissione di questo omicidio. E sotto questo punto di vista mi è tornato in mente, mentre lo scrivevo, un libro bellissimo, che è il libro di Simenon, Lettera al mio giudice, che anche in quel caso Simenon parlava di uno psolicidio e ne parlava dal punto di vista dell'assassino. E allora appunto mi sono sentito in compagnia di dire, se l'ha scritto Simenon, potrei scrivere pure. Sempre autorizzato a quel punto, certo. All'altra presentazione dell'altro libro che hai fatto lo stesso qui, avevi detto che non avresti più fatto un libro
con argomenti tristi, perché l'altra volta ti aveva coinvolto, contrariamente al primo libro, che raccontava qualcosa di molto bello. Invece in questo caso non ti sei rattristato? Ci sono ricascato, ma di brutto. Infatti ho iniziato un altro, sono a pagina 10, tenuto conto che scrivo 100 pagine, sono a un decimo del libro, ed è pieno di parole. Sto scrivendo un libro proprio per divertirmi, perché è stato molto faticoso scriverlo, e mi rendo conto, quando è uscito ero preoccupatissimo, perché avevo paura che potesse essere mal interpretato, proprio per l'argomento che prende. E l'ho vissuto veramente con molta ansia. Poi ho visto che invece nessuno ha detto niente, non solo, è stato anche utilizzato per promuovere la questione della violenza sulle donne. Addirittura una libreria di Parma l'ha utilizzata come libro per l'8 marzo. E questa cosa mi ha fatto molto, vedo Daniele in fondo, al quale devo Daniele Caria, che è uno dei ringraziati del libro. Quando mi venne questa crisi di coscienza, stavo pensando di non scriverlo più, addirittura avevo cancellato mezzo libro. Ne parlai con lui e lui mi diede coraggio e mi fece andare avanti. Però effettivamente ho faticato così tanto che il prossimo libro veramente sto pensando di scrivere un libro comico, in maniera tale che mi possa divertire sia nello scrivere che nel presentare. Certamente. Ti faccio una domanda personale, nel senso che interessa a me, può non interessare a nessuno. Tu, ripensando per esempio a tuo padre e tua madre, cogli in loro l'eredità che tu hai preso, anche nel modo di parlare, di scrivere, cioè questa tua capacità, questa tua voglia, questo gusto e passione di scrivere, l'hai ereditata da tutti e due e rintracci in questa eredità quello che appartiene a tuo padre e quello che appartiene a tua madre? Allora, per quanto riguarda la scrittura, io ho iniziato a scrivere decentemente grazie a mio padre, nel senso che quando sono, o meglio, io ero bravissimo alle elementari, nei temi. Tant'è vero che la maestra mi diceva sempre che io il tuo lo lascio per ultimo e lo leggo ad alta voce a cena, perché scrivevo cose terribili, cioè scrivevo tutto quello che mi passava per la testa, che mamma era bionda, mi era tinta, insomma, e quindi si spassava troppo. E la cosa è andata bene anche alle medie. Invece quando sono andato al ginnasio e al liceo il professore non gradiva. Io ho fatto i salesiani e quindi quando scrivevo cose spiritose, cose di fantasia, venivo cassato. Però insomma ho iniziato a scrivere decentemente in studio, perché sono andato a lavorare con mio padre, anche la lettera più banale passava sotto la sua supervisione. Lui scriveva ha fatto il giornalista per tanto tempo, faceva sia cronache giudiziarie che recensioni di film, poi faceva il cronista di pugilato. E quindi aveva un'impostazione, scriveva molto bene, ma aveva un'impostazione da giornalista. Il giornalista, adesso che liberi dicono un modo di scrivere paratattico, cioè frasi brevi con punteggiatura breve, senza mettere aggettivi, senza mettere avverbi, ed è un modo semplice di scrivere ma sicuro, nel senso che il caporedattore dà a un ragazzino un articolo da scrivere e quello scrivendo in questa maniera non rischia. E quindi io ho fatto questo passaggio. Poi piano piano, leggendo, leggo molto, ho cercato un pochettino di mettere musicalità nelle frasi, quindi ho allungato le frasi. Riguardo a mio padre mi rendo conto dell'influenza nei modi di ragionare, anche nei piccoli gesti, in modo particolare da quando è morto, nel senso che quando c'era, insomma, la sua personalità era forte, quindi non riuscivo a riconoscere una somiglianza. Da quando non c'è più mi rendo conto tante frasi, erano frasi che diceva lui, anche un modo di gesticolare, ma anche un modo di ragionare.
Invece da mia mamma ho acquisito, secondo me, molta parte sentimentale, nel senso che il senso della famiglia erano, mia madre era una Vascellari, i Vascellari erano 5 fratelli che erano venuti in Sardegna nei primi anni del 1900 e ciascuno dei 5 fratelli, uno ne ha fatto 7, mia madre erano in 7, quindi avevamo questa mega famiglia enorme. E molte delle storie che racconto nei libri nascono proprio dalla mia infanzia. E quindi è stato, non so, poi chiaramente quando si parla di se stessi è difficile capire se il frutto di una cosa è il frutto dell'altra, però è così, credo di essere la presenza dei miei genitori è sicuramente importante, credo in tutto sommato di essere la sintesi tra queste due cose. Bella domanda, non impegnate, adesso però ci pensavo mentre rispondevo, se torniamo domani rispondo a me. Se posso aggiungere, perché mi allargo, le date il microfono ed è la fine vostra. Non mi ricordo neanche, ti volevo chiedere, quello che ho notato e mi piace, ci sono degli scrittori, molti dicono, ma ho scritto un libro, ma perché l'hai scritto? Perché sei già palloso quando parli, il tuo libro sarà sicuramente palloso. Quindi, per esempio, non è il caso tuo, se tu mi dici, ho scritto un libro, ah sì, hai scritto, non so se qualcosa di buono perché apprezzo te a parte la scrittura. Poi quando scrivi, ci sono quelli che scrivono sempre lo stesso libro. Cambiano i personaggi, poi finisci il libro, non ti ricordi un personaggio o un altro, perché è una storia come tal. Tu invece hai scritto dei libri diversi l'uno dall'altro. Non solo quelli che hai scritto, ma anche quello che scriverai lo vorrai scrivere diverso dagli altri, perché io te lo voglio scrivere comico. Quindi mi piace questo tuo compasso di interessi, per cui vuoi rischiare anche perché scrivere cose comiche è sempre un rischio, perché quando fai la battuta guardi la faccia dell'altro e se non ride è tremendo. Mio padre non sapeva far ridere per niente e noi ridevamo proprio perché non sapeva far ridere. Quando raccontava una barzelletta rideva lui, noi ci sintonizzavamo e ridevamo. Quindi penso anche a quello. Io tra l'altro non so come è capitato, io non riuscirei a fare lo scrittore perché mettersi davanti a un foglio e scrivere, cioè io scrivo a quello che ho pensato, non posso pensare di scrivere, cioè mi capita, non so, una scena divertente per strada, me la ricordo, la annoto e poi la scrivo. E quello che scrivo quindi è il sunto di quello che mi capita, non ci riuscirei di fare un libro entro l'anno prossimo, lasciami vivere, lasciami che mi capiti qualcosa, se no cosa scrivo, o capiti a me o capiti a un altro, oppure io rubo un sacco di cose dagli amici, molte volte capitano che gli amici dicono delle cose bellissime, poi se ne dimmi, per esempio, c'è una frase nel libro che dice l'amore è come Garrincia. Perché? Perché fa sempre la stessa finta, ma tutti continuano a cascarci. Garrincia era un giocatore brasiliano che aveva una gamba più corta dell'altra. Tutti sapevano che a causa di questa menomazione lui scartava sempre a destra. Quindi i difensori sapevano che andava a destra, però non riuscivano a marcarlo ugualmente. E quindi il risultato che l'amore è come... E questo l'ha detto a Marcellino una volta, un mio amico, che qui chissà se lo ricorda che l'ha detto. Te lo ricordi che l'avevi detta tu? No, è finita, vabbè, ci sono altre domande perché no. Possiamo anche concludere il dibattimento. Chiamiamo il cancelliere, come funziona? Io non capisco. Guarda che quando chiedi ci sono domande non risponde mai nessuno. No, infatti va fatto perché una volta ho visto una presentazione e ho detto ci sono domande, no, va bene, buonasera, grazie. E caspita, è quello il rischio. Perché uno la deve immaginare, adesso, come la dico. Riprova. In era pre-Covid, una delle ultime presentazioni, adesso c'è l'amico che scrisse il libro, collega tuo, amico di entrambi, Sebastiano Tola, lì in fondo, la presentazione del suo libro che fece un anno fa, il microfono finì nelle mani di una persona, tra l'altro a lui cara,
ma aveva fatto un intervento fiume, tutti che si guardavano, una cosa interminabile. Non era una domanda, era una riflessione, una sorta di confessione, stava sviscerando se stesso. Cioè lì c'è quel rischio, perché talvolta succede. Ma perché non l'avete invitato questo libro? Vabbè. Fantastico. Non ci ho pensato, non mi è venuto in mente, chissà perché. Però il rischio c'è, e cosa succede? Che la gente poi si annoia e soprattutto sta negando tempo ad altri che avrebbero voluto fare domande. E lì ce n'erano tantissimi. Qui invece Pino, che ha tenuto banco, è andato bene perché nessuno ha chiesto. Perché lo stavo prendendo come un rimprovero per me. Non fare giri, dillo direttamente. Si è messo un po' di tempo. Comunque il prossimo libro comico vengo lo stesso. Non te lo sto togliendo per metterti a tacere, perché se non ci sono altre domande direi che concludiamo e invito Roberto a non muoversi da qui perché deve firmare tutte le dediche. Aveva la preghiera. Francesca Abate aveva fatto un cartello molto bellino, detto, l'autore è ricoglionito, quindi anche se sei sua sorella ricordagli il nome. Ecco, vale anche non per ti me. puoi appellare a questo. Una volta non mi ricordavo il nome di una mia cognata, non di Romina, non sei tu, di un altro. Ero disperato, non sapevo, quindi insomma, perché uno vedendo queste piste se mi calcolo, per esempio. Dopo aver detto che tutte le battute che fanno i tuoi amici loro se le dimenticano e tutte le ricordi, non sei credibile a fare lo smemorato. Puoi fare la rettifica che avevo fatto io una volta, firmando una copia, adesso non mi ricordo il nome, me li posso inventare. Siccome non volevo correggere, ho detto no, ho scritto a Roberto e questo è Luigi. C'era un amico che si chiama Roberto che regalava a Roberto o meglio Luigi. C'era ancora così. Bene, credo che abbiate recepito il messaggio, quindi grazie Paolo, grazie Roberto e grazie a tutti voi.